fuori controllate. Controllate di fuori, controllate di fuori. Se vuoi, gira. Benvenuti a questa prima semifinale della serata per la categoria Under 18 tra Milano e Asiago. Io sono Cesare Calore, vi terrò compagnia durante questo match, questo bellissimo match. Andiamo a leggere i roster delle due squadre. Quindi per gli Asiago Vipers, con il numero 49 Salmaso Marco, portiere, 62 Grigiante Francesco, 28 Pesavento Paolo, 13 Gianesini Andrea, 89 Rosso Samuele, 20 Vellar Nicola, 47 Rossetto Gabriele, 98 Oro Gabriel, 23 Rossi Marco, 45 Rampazzo Jeremy, 91 Marini Andrea, 17 Silvagni Tommaso, 12 Gloder Riccardo, 86 Lazzari Leo, 4 Strazzabosco Eric. Allena sempre coach Rigoni Luca. Invece per il Milano, HC Milano, 27 portiere Gallivanone Mattia, 18 Campagna Chiara, sempre portiere, 54 Bellia Riccardo, capitano, 12 Novara Nicola, 98 Zuccardi Merli Brando Emilio, 26 Quartuccio Riccardo, 5 Visaiana Reggi Andrea, 88 Mariani Lorenzo, 37 Martinez Diego, 13 Grandelli Mattia, 24 Bulgheroni Luca, 85 Facchetti Iago, 28 Melis Leonardo. Allena Cech Daniel. E intanto siamo partiti con questo incontro, ingaggio e in questo momento il possesso del disco di Asiago Vipers. Tanto Visaiana però riesce a prendere il disco e scarta. Il difensore di Asiago riesce ad andare al tiro e prova ad impensierire il portiere di Asiago Marco Salmaso. L'ingaggio vinto intanto da Milano, che recupera il disco con Visaiana che va dietro la porta. Controlla il disco intanto Milano, un disco a Quartuccio, vedremo una discesa delle sue. Intanto mandato al lato del campo molto bene da difensore di Asiago. Sempre il disco dietro, controlla Milano, sempre Quartuccio, prova il tiro o il passaggio per Visaiana, che si era fatto vedere bene davanti la porta di Asiago, ma para bene con sicurezza Salmaso. Altro ingaggio vinto per Milano, che prova il tiro di sorpresa di Grandelli, ma Salmaggio si fa trovare pronto. Quindi Grandelli all'ingaggio, ancora ingaggio vinto da Milano. Quindi prosegue sempre Milano con Bellia.
disco in angolo, vediamo se Milano riesce a mantenere il possesso del disco, intanto prosegue l'azione. Disco in mezzo alle gambe, sbagliato, e quindi ringrazia Asiago che prova a ripartire in velocità con il numero 47 che poi sì, uno scontro forse un po' scomposto a centrocampo. Intanto prosegue l'azione, segue intanto con il numero 91 Asiago dietro la porta, Marini. Intanto uscita di zona, prende in velocità il numero 98 Oro Gabriel, capitano dell'Under 16 di Asiago che la settimana scorsa ha vinto il campionato. Intanto possibilità per Milano in 2 contro 1, intanto il tiro sul maso si fa trovare pronto, Milano va al cambio. Zuccardi intanto prende il disco, Quartuccio che parte in velocità, vediamo passaggio dall'altra parte per Novara. Novara gira dietro la porta, controlla, sicuramente attaccato dai difensori di Asiago che non stanno sicuramente lì a guardare, e quindi prova l'Asiago a ripartire con tasto normale da dove ho visto io, cioè dal punto della mia visuale. Intanto disco dietro, Asiago, cambio delle linee, prende il disco Oro Gabriel, prova a far partire Gloder che tira fuori. Intanto questa è la prima linea della categoria Under 16 praticamente, anzi senza praticamente, quindi Rosa Samuele, Lazzari Leo, Oro Gabriel, Gloder, Riccardo. Fallo netto su Quartuccio, la stecca si ferma esattamente sotto il pattino di Quartuccio e quindi è fallo, penalità per gli Asiago Vipers, per Oro Gabriel. E quindi power play per Milano. Ottima azione comunque qui di Asiago che prova a far male. Intanto disco in possesso di Milano con Quartuccio, Novara, Quartuccio, disco dall'altra parte, approfitta comunque Asiago che si fa sempre trovare pronto e pericoloso nonostante il penalty. Ottimo pressing qui di Asiago. Il tiro Salmaso e gli arbitri fischiano e fermano il gioco. Ricordiamo coppia arbitrale Biacoli Cristiano e Favero Fabiano. E quindi ingaggio Quartuccio con numero 91 Marini Andrea. Quartuccio, passaggio dall'altra parte del campo, tiro fuori per Milano di Grandelli, scusate, sembrava una B, Grandelli. Quindi Novara, Quartuccio, no, scusate, ho anticipato io. Quartuccio
passaggio dietro per Novara, gira bene il disco di prima Novara. Quartuccio prova il tiro, non sicuramente pericoloso per Salmaso, e quindi Novara. Asiago ha liberato il disco dalla zona e quindi Milano recupera il disco, pronto a rientrare intanto il quarto giocatore di Asiago, che rientrerà appunto tra un secondo, eccolo qui. E quindi Quartuccio assaltato dai giocatori di Asiago, ma rimanda saggiamente il disco dietro al suo compagno per provare a ripartire con più calma. Intanto Oro rientra, sta al centro. Vediamo adesso come si disporranno i giocatori di Asiago, che direi a una zona a quadrato. Intanto Oro non riesce a mantenere il possesso del disco e ne approfitta Novara. E ora Quartuccio che rispedisce il disco indietro per Zuccardi. Intanto se Milano va al cambio, almeno per... non ho visto chi ha cambiato, ma è entrato Martinez. Intanto abbiamo un fischio degli arbitri per disco sulla rete, quindi si riparte con un ingaggio. Tanto Bellia controlla il disco, si rifugia dietro la porta di Milano. Martinez controlla il disco, cede per Mariani, che ritorna dietro la porta. Intanto questa è sempre la linea che ha vinto o comunque ha giocato nella finale degli under 16 di Asiago la settimana scorsa. Quindi Oro porta sul disco, ottimo controllo per lui, cede a Cloder che non arriva, ne approfitta Lazzari Leo che va in contrasto in balaustra, ma qui abbiamo un contrasto centrocampo, ne esce vittorioso Oro che passa a Lazzari che tira, che però non viene bloccato il tiro da Gallivanone. Mattia che si fa trovare pronto per il secondo tiro del match intanto per Asiago, almeno da quello che ci dice il sito da cui prendiamo le statistiche. E quindi ingaggio nella metacampo milanese con Quartuccio e Lazzari. Ingaggio vinto da Milano. Quartuccio in angolo, vediamo se ne esce vittorioso. Un ottimo, comunque sono tre giocatori di Asiago che difendono la loro porta. Intanto c'è una ripartenza di Oro, Gabriel velocissimo, una buona difesa di Milano. Intanto riparte Milano di nuovo, disco a Quartuccio bloccato. Gli arbitri giudicano intervento regolare, quindi si continua. Visaiana e Lazzari steccate, parecchio nervosismo in angolo, probabilmente tutti e due, forse. Vediamo. No, niente, scusate, ho sbagliato io. E quindi penalità per Visaiana che ci raggiunge quindi in panca puniti, e quindi sarà un power play per Asiago, e quindi possibilità per Asiago di portarsi in vantaggio.
e aprire le marcature di questa prima semifinale. Quindi Oro, Marini e vediamo 23, Rossi Marco e Rossetto Gabriele per Asiago in power play. Oro, ottima azione qua di Asiago, c'era il possibile tiro. Andiamo Oro, tiro di prima per Marini, bloccato comunque dal Gallivanone. Intanto Milano riesce a recuperare il disco, prova a salire, occasione fermata molto bene dai difensori di Asiago. Intanto sempre Marini prova il tiro, riparte Quartuccio, intervento pulito per Oro che dà di nuovo a Marini che riprova il tiro, che però va fuori dallo specchio della porta. Possesso disco di Asiago. Intanto Oro, Marini prova di nuovo il tiro dal suo lato, aiuta Rossetto intanto schierato davanti alla porta. Oro controlla, cerca di impostare il zone. Andiamo, passaggio sbagliato qui, quindi tutto da rifare per Asiago. Riparte Marini che dà in fondo, si lotta in angolo con numero 23 Rossi. Intanto rientra Visaiana che si trova un buon disco per passare al compagno. Qui intanto scontro in balaustra, ma si continua giustamente, e quindi qua è un po' possibile, non ho visto, sicuramente un incontro fisico da tutte e due le parti. Onestamente non mi dispiace che sia un po' più fisico degli altri match che ci sono, nel senso che quando si giocano semifinali, finali o competizioni internazionali, abbiamo già visto anche durante la Champions di Cittadella che con un arbitraggio un po' più lasco probabilmente viene fuori un po' più di spettacolo, però insomma è un parere personale, ecco, tutto qui. Comunque intanto Asiago con il possesso del disco riparte con Riccardo Gloder, e attenzione, il numero 62 di Asiago si smarca bene, prova il tiro. Grigiante Francesco, capitano, visto poco negli ultimi minuti in realtà. Si muove comunque molto bene. Quindi Rosso perde il disco in favore di Quartuccio, che ha l'occasione di passare a Novara, che va al segno a porta vuota. Non poteva fare niente qua Salmaso. Un ottimo passaggio qui per Quartuccio che dà a Novara, che bastava praticamente toccare il disco per andare a segno. E quindi Milano Quanta in vantaggio per 1-0 a 7 minuti e 52 secondi dal termine del primo tempo. Disco indietro in possesso per il Milano.
ripartire Novara, bloccato, e quindi riparte Asiago con 91 Marini, sicuramente protagonista del power play precedente con penso almeno 3 o 4 tiri dal suo lato. E intanto andiamo, ripartenza bloccata di Asiago in favore di Milano, controlla molto bene Quartuccio a centrocampo e cerca di servire il compagno davanti alla porta. Intanto si lotta in balaustra Quartuccio, anche lui uno dei protagonisti delle finali nazionali per l'Under 16 della settimana scorsa, classe 2010. Quindi Milano continua il controllo del disco, cerca di vedere se ci trova degli spazi all'interno della difesa asiaghese. Tanto difendono con una specie di 1-1-1. Quartuccio che lotta in angolo con capitano dell'Asiago, sempre grigiante, numero 62. Tanto si lotta sempre in angolo, nessuna delle due squadre riesce ad uscire in modo pulito. Con il disco intanto abbiamo un fallo per un contrasto per l'Asiago, e quindi è fuori Gallivanone, quindi 5 contro 4. Controlla il disco Zuccardi. Gestisce e controlla il disco Milano. Sempre Zuccardi che controlla il disco. Quartuccio con i pattini. Nessuna fretta qua, anche giustamente per Milano. Quindi Quartuccio, andiamo, passaggio indietro. Grandelli. Quartuccio che si fa scartare, cogliere impreparato dal numero 23, ottimo lavoro, che legge il gioco, e quindi sempre il numero 23 Rossi Marco, che è costretto ad andare fuori in panca puniti per il fallo commesso qualche minuto fa, qualche secondo fa. Adesso non ho visto quanto tempo è passato in 5 contro 4. Intanto la panchina di Asiago chiama il time out, arbitri che non sono riusciti a sentire, quindi time out per Asiago. Hanno chiamato per un altro.
Si riparte quindi con un ingaggio in difesa dopo la penalità presa da Rossi Marco. Intanto opportunità per Quartuccio, che però non centra lo specchio della porta. Quindi vediamo 13, Quartuccio adesso, Novara, Quartuccio. Proverà il passaggio per l'altro lato, infatti, ed è così per Grandelli, che però non riesce ad agganciare. Probabilmente anche i giocatori di Asiago avranno un po' intuito i movimenti di Quartuccio, che non so, avendolo visto qualche volta in questi weekend, mi sembra che faccia spesso questa discesa con il passaggio verso l'altro lato. Intanto Novara prova il tiro in mezzo alla confusione e va a segno, e quindi Salmaso probabilmente non vede il disco partire, e quindi sopra il gambale. Milano 2, Asiago 0. E quindi si riparte dal centrocampo, ingaggio vinto da Asiago, che prosegue con il disco. Intanto Oro che prova a servire per Lazzari, che però non aggancia. Altra occasione per Milano. Grandelli riprova il tiro da posizione difficile, Rosso intanto recupera, e quindi disco dietro per Gloder, che controlla. Oro riparte in velocità, è costretto ad allargarsi. Intanto un'altra penalità probabilmente per no, scusate, c'è una penalità, non riesco a capire per chi. Ok, penalità per Milano, che quindi ok, quel giocatore che era finito sui piedi di Gallibanone aveva appena subito un fallo, non l'ho visto onestamente. Comunque se gli arbitri sono sicuramente più attenti di me. Quindi Oro, e quindi 5 contro 4, quindi Oro gestisce intanto, nessuna fretta neanche qua per Asiago, giustamente, che cercherà probabilmente di sfruttare l'unico momento in cui ci saranno i giocatori di Milano che si muoveranno e lasceranno quel buco per poter andare a un tiro pulito. Quindi si continua, sempre a possesso di Asiago con Oro. Disco preso da Milano, e quindi si andrà continuerà con la penalità per Milano per il numero 54. Bellia Riccardo, il capitano, per ostruzione. Quindi si riprende con un ingaggio nella metà campo milanese, questa volta ovviamente dopo la penalità. Si giocheranno quindi l'ultimo minuto e 09 secondi del primo tempo di questa partita. Attenzione, prova a liberare Milano, un disco in realtà fortunato, arriva a Quartuccio, che segna sotto le gambe di Salmaso, e quindi Milano in penalty si porta sul 3-0. Esplosione dello stadio, sicuramente c'è un buon tifo qui per Milano, probabilmente sono venuti in molti, e quindi si riparte con un ingaggio a centrocampo. Rimpallo secondo me un po' fortunato qui per Milano, ma sfruttato sicuramente bene da Quartuccio in primis, ma da anche il suo compagno che gli ha dato il passaggio. Intanto controlla il disco Asiago, che
sicuramente deve darsi una mossa per cercare di non farsi allungare troppo la differenza reti, diciamo. Intanto prosegue con Puccio che controlla il disco, riesce a mantenerlo in mezzo a 3 giocatori di Asiago. Oro, passaggio, ottimo passaggio in mezzo qui per il compagno, che però non riesce ad agganciare subito, va al tiro forse un po' lentamente, forse dovrebbe avvicinarsi un po'. Tanto tiro dalla distanza e parata per Gallivanone. Una conclusione qui che forse era un po' poco efficace, ma più che altro perché non c'era tanta confusione davanti alla porta, almeno da quello che si vedeva da qui, quindi. Però ovviamente a un secondo dalla fine non è che puoi aspettarti chissà cosa, quindi quello che viene viene. E quindi finisce il primo tempo di questo match tra Asiago e Milano. Ci prendiamo anche noi, quindi 5 minuti di pausa e ci rivediamo qui per il secondo tempo.
Si riparte quindi con il secondo tempo di questa semifinale Milano-Asiago. Milano 3, Asiago 0 al momento, ma 20 minuti ancora tutti da giocare con 52 secondi di power play per gli Asiago Vipers. E quindi disco giù, si rincomincia, ingaggio vinto da Asiago, arriva subito il pressing di Quartuccio che però lascia, abbandona velocemente, intanto Asiago può ripartire. Oro cerca compagni in mezzo, prova il tiro, intanto Rossi, Marco bloccato da Gallivanone. Loder prova il tiro, Marini recupera Rossi, Marini, niente, tiro bloccato, comunque poco efficace. Oro recupera il disco, dietro Marini, tiro che però va fuori dallo specchio della porta e si ferma esattamente tra la traversa e il palo di sostegno che c'è dietro la traversa, quindi copre Gallivanone, quindi si ripartirà con un altro ingaggio mentre è finita la penalità e c'è il cambio delle linee. Quindi disco in possesso di Milano con Martinez, parte in velocità Bellia, intanto che viene bloccato con efficacia da numero 23 Rossi Marco. Riparte Milano intanto con Grandelli, Bulgaroni, disco dietro di nuovo Bellia. Bellia, disco dietro, Martinez prova a prendere il disco, intanto Bulgaroni parte in velocità, cerca il compagno in mezzo ma difende bene Grigiante, riparte Asiago ma viene bloccato, scusate, e quindi disco a Bellia. Si sente qualcosa, forse il tempo continua a andare, probabilmente Milano vuole far scorrere appunto secondi di gioco. Intanto ottimo pressing di Asiago, bene, ci piace questa cattiveria agonistica, ci vuole. Sì, ma quindi il disco in possesso di Quartuccio che prova a scartare la serie di Asiago. Tanto Groder sempre, disco per Rosso che prova il tiro che però o meglio viene bloccato da Gallivanone. Disco sempre in possesso di Asiago che si rifugia dietro la propria porta, ma Visaiana fa un buon pressing. Ottimo lavoro qui di Visaiana. Ne esce comunque Asiago. Rosso prova a portare sui suoi compagni che però non gli danno forse il sostegno di cui necessitava, e quindi recupera il disco Asiago con Leo Lazzari questa volta. Prova a puntare e a entrare dentro la difesa asiaghese, ma fa un tiro un po' scomposto, forse un po' efficace. Tanto Quartuccio, Visaiana
prova il tiro dalla distanza che non impensierisce Salmaso, disco in angolo. Loder recupera il disco, si fa vedere molto bene dall'altro lato per lo scarico. Visayana va a fare un buon pressing. Disco intanto il numero 91 di Asiago. Intanto Asiago prova a ripartire. Milano invece, Quartuccio si prova con Quartuccio proprio. Niente, ci sono i due difensori nella metacampo milanese che si propongono per andare a perdere in realtà altro tempo. Intanto disco lungo per Quartuccio che è rimasto un po' libero, un po' forse distante, anche la marcatura dell'altro compagno di Quartuccio che avrebbe avuto anche la possibilità di ricevere il passaggio davanti alla porta. Tanto disco sempre a Milano che prova ad andare al tiro. Asiago un po' in difficoltà. Bellia. Disco per il numero 91. Intanto guadagnato stavolta da Milano. Attenzione, occasionissima per il capitano Grigiante. Caspita, peccato, il disco che va fuori. Ottimo comunque lavoro del difensore, contrasto a centrocampo ma si continua a giocare. Disco all'indietro per Rossi che però dà in realtà agli avversari mariani. Si lotta in balaustra, 2 contro 1, ne esce vincitore Bellia forse che subisce uno scambetto ma non viene visto dagli arbitri, quindi si continua a giocare. Continua Grigiante che riguadagna il disco per Asiago. Quindi tiro al volo per Marco Rossi, però non colpisce lo specchio della porta. Tiro per Asiago che non impensierisce Gallivanone. Asciugatura. Continua quindi a giocare disco in possesso di Milano dopo l'ingaggio. Intanto dietro la porta con il numero 98 Zuccardi, prende il disco Quartuccio, ormai una scena già vista, torna indietro questa volta. Quartuccio cede, obbligato meglio a cedere all'indietro per Zuccardi che cede al compagno che si fionda in porta. Novara con
aiuto di Visajana, che sono resi sicuramente pericolosi in questa ultima azione di gioco. Disco comunque coperto da Salmaso e quindi si andrà con un ingaggio nella metà campo asiaghese. Quindi disco ripreso questa volta da Milano con Visajana che lo difende in angolo. Ottimo lavoro qui per Visajana, devo dire, si sta sicuramente dando molto da fare per cercare di mantenere questo possesso. Si scaldano un po' gli animi, non ho visto cosa è successo, comunque niente di fatto mi pare. Gli arbitri arrivano subito per calmare la situazione, quindi lei aveva visto cosa è successo? Cosa è successo? Stavano lottando in balaustra per il disco e un giocatore dell'Asiago ha spinto la testa di uno del Milano. Ah, ok, va bene, non l'avevo visto, ok. Va bene, comunque sono scaldati un po' gli animi, non è successo niente, si continua. E quindi riparte Milano con Novara, mi sembra. Corretto, intanto disco a Visajana. Disco, errore qui per Visajana che non riesce a dare a Bellia. E intanto di nuovo trattenuta in angolo, ribattuta, sicuramente non finisce bene qua. Si scaldano ancora di più gli animi, secondo me. Io ho visto una trattenuta onestamente di Oro Gabriel e una risposta sicuramente Visajana ha un gioco duro, non so. Sicuramente ci sarà una penalità per Bellia che è andato a rispondere alla situazione in angolo, giustamente è stato penalizzato. Dall'altro lato invece vediamo un fallo sicuramente per Oro Gabriel, che o per trattenuta o per qualcos'altro, adesso che non sono quindi si affolla la panca puniti. Allora, quindi penalità contemporanea probabilmente per Oro e Visajana, con seconda penalità di numero 54. E quindi Bellia viene mandato in spogliatoio probabilmente per proteste. Vediamo, stessa cosa forse per Oro Gabriel. Quindi vediamo, scusate, sto cercando di capire anche io la situazione, perché qui è confusionaria la situazione. C'è gente del pubblico che arriva, addirittura il fotografo del Milano, che penso che sia del Milano almeno, non so. Comunque confusione
nella zona delle panchine. Sicuramente Visayana in panca puniti, dall'altro lato non vedo nessuno, quindi Oro Gabriel probabilmente e Bellia mandati fuori in spogliatoio. Si riparte intanto comunque 4 contro 3. E intanto si continua, power play per Asiago. Ottima occasione qui. È sicuramente eccessiva durezza qua da parte di difensori di Milano, che esageratamente sì, ha colpito in modo sicuramente esagerato l'attaccante di Asiago. Alta la tensione, si riparte comunque con un ingaggio, quindi disco dietro per numero 47 di Asiago, che ha la possibilità di organizzare questo power play. E quindi parata dopo il tiro di Gallivanone, che blocca il disco e quindi si riprende con un ingaggio. Ingaggio vinto per Milano, che invece successivamente poco dopo perde il disco, e quindi disco per Asiago. Lazzari che passa in modo sufficiente al compagno Rossetto, che prova il tiro dalla distanza ma non c'entra lo specchio della porta. Sempre Rossetto e controlla male il disco. Lazzari, manca il disco per il tiro al volo, forse un po' di sconcentrazione qui per i giocatori di Asiago. Tiro dalla distanza che però è centrale, quindi non impensierisce Gallivanone, si lotta davanti alla porta, prova Lazzari che però non impensierisce comunque Gallivanone, prova a ripartire Quartuccio in velocità, scatta il portiere e l'ultimo uomo e va a segno, e quindi 4-0 per il Milano Quanta. In queste situazioni Riccardo Quartuccio è inarrestabile. Sicuramente questa posizione in penalty gli permette di fare queste discese. Una volta partito è sicuramente pericolosissimo nel momento anche e soprattutto in cui il difensore si mette anche per un istante a guardare il disco. Quindi si riparte da centrocampo e intanto disco in possesso di Asiago, che prova comunque l'offensiva. Rientra Visayana, velocissimo, che va dietro la porta a fare un ottimo pressing, che lotta. Qui forse un po' di fallo alla fine, un po' sporcato questo contrasto sicuramente. Comunque
lì di fianco c'è l'arbitro, quindi tutto regolare per il momento. Attenzione, tiro di Novara che però viene bloccato bene da Salmaso. Tanto difende il disco Quartuccio, fa ottimo possesso disco, prova a centrarsi e andare al tiro ma viene bloccato dai difensori di Asiago. Disco dietro, sempre Quartuccio in possesso del disco. Quartuccio parte in velocità, non viene bloccato, si trova il difensore praticamente fermo, cosa probabilmente da non fare. Tanto andiamo, controlla il disco Riccardo Gloder che passa dall'altra parte a Grigiante. Continua il possesso disco di Asiago. Disco in fondo per Samuele Rosso che però cede a Quartuccio, decide di partire da solo, difende bene il disco, attenzione in due a lottare per il possesso, riesce intanto Rosso a vincere il contrasto e quindi esce Asiago con il disco che ha l'occasione di ripartire con Gloder Riccardo. Vediamo passaggio per 91, il numero 91 che mi sfugge il nome in questo momento, scusate, Marini Andrea, che lotta dietro la porta di Milano, bloccato da 3 giocatori di Milano. Si scaldano ancora gli animi, porta spostata probabilmente dal contrasto tra Visaiana e un altro giocatore di Asiago che però non ho individuato. Quindi si riparte con un ingaggio, mancano ancora 7 minuti e 40 secondi alla fine di questo incontro, quindi tempo a volontà ancora per le due squadre, potrebbe succedere ancora di tutto. Intanto vince il disco, l'ingaggio Milano. Martinez riesce a saltare bene l'attaccante asiaghese, intanto difende il disco in angolo, cerca di ripartire il numero 88 Mariani. Asiago recupera il disco e quindi passa al numero 47 Rossetto, disco in fondo per Marini. Si lotta in balaustra, sempre Marini, controlla bene, prova il tiro dalla distanza, però viene deviato fuori dallo specchio della porta. Abbiamo un fallo, ci stava, numero 23, qua è caduto un po' nella trappola secondo me di Martinez. Si scaldano gli animi in questi momenti, bisogna tenere i nervi saldi e prendersi qualche botta in più e reagire qualche volta in meno, soprattutto se sei in svantaggio. E quindi Rossi Marco fuori per eccessiva durezza, mi sembrava di aver visto, vediamo. E quindi power play per Milano. Quartuccio sempre Quartuccio, però il passaggio, ottimo passaggio qua di rovescio per Novara. Quartuccio ha veramente un bellissimo controllo con il disco, il controllo del disco, scusate. Intanto prova Mariani, non riesce a partire in velocità, quindi viene bloccato, disco di nuovo a Quartuccio, prova dall'altra parte per Novara. Novara che prova il tiro, c'è l'uomo davanti alla porta libero che riesce a giocare il rimbalzo ma viene bloccato il disco da Salmaso e quindi si riprenderà con un ingaggio in difesa quindi nella metacampo di Asiago.
E quindi Novara sempre Novara che ci dà non riesco a trovare il nome, comunque Quartuccio adesso, vediamo, Grandelli mi sembra. Intanto ha l'occasione Asiago di ripartire, tiro di Gloder bloccato dal difensore di Milano, buona occasione qua per Asiago. E quindi tiro di Milano ben parato da Salmaso che non si fa cogliere, impreparato, e quindi sicuro chiude ingaggio in metacampo Asiago, nella metacampo di Asiago. Disco e ingaggio vinto da Milano. Grandelli passa dietro a Quartuccio, prova il tiro parato, Disco che vola e ripreso da Gloder, contrasto, balaustra, esce Novara, tiro e trova la rete. C'è stato un contatto forse di Visaiana con Salmaso probabilmente, comunque mi sembrava successo dopo il gol, comunque dopo il tiro. E quindi Milano 6, Asiago 0, risultato che sicuramente non siamo abituati a vedere per gli Asiago Vipers. Scusate, un'altra volta ho avuto ho sbagliato, pensavo avessero già aggiunto o meglio, dovessero ancora aggiungere il gol. Comunque 5-0, scusatemi. E quindi Quartuccio controlla il disco. Qui l'Asiago dovrà per forza scoprirsi un pochettino per provare e azzardare qua fallo di Lazzari. Sgambetto. Ormai la partita a questo punto mi verrebbe da dire che è difficile da risistemare a 4 minuti dalla fine con una penalità ingenua da parte di Lazzari. E anche Simone è venuto a farci compagnia. Simone, cosa ne pensi di questa partita? È bella accesa e il Milano è proprio forte. E basta. Va bene, Milano ringrazia intanto Simone, a quanto pare. Intanto si procede, ingaggio vinto, disco in possesso del Milano. Grandelli prova il tiro deviato, probabilmente ha preso il canestro sopra il campo, non lo so, comunque si procede, forse gli arbitri non se ne sono accorti. Novara prova il tiro, Salmaggio si fa trovare in posizione e quindi para. Novara per Quartuccio, prova il tiro al volo, bel passaggio qui di Novara, ottimo Salmaso che si è fatto trovare pronto e quindi è andato a parare questa conclusione sempre rapidissima di Quartuccio. E quindi vediamo Quartuccio, prova il tiro che va fuori dallo specchio della porta
in sacca Visajana con il rimbalzo sulla rete di protezione che rimanda il disco davanti e quindi ne approfitta al volo. Forse neanche un disco facilissimo da prendere perché non era rasoterra. Comunque conclusione per Visajana che porta adesso il Milano sul 6-0 a 3 minuti e 16 secondi dalla fine dell'incontro. Quindi si prosegue ancora con un ingaggio a centrocampo e disco vinto per Milano che controlla dietro la porta con Zuccardi. Zuccardi che avanza e subisce probabilmente uno sgambetto, ma il risultato comunque che no, non è fallo, quindi per gli arbitri si prosegue. Probabilmente avrebbe preso prima il disco. Comunque Milano continua e riparte in velocità. Martinez che dà per il compagno al centro e trova il gol. Bella azione questa di Milano. Difesa di Asiago praticamente non si è sicuramente fatta trovare dove doveva essere e quindi segna per il Milano con il numero 13 Grandelli, mi pare. Mi sembrava un 13 di aver visto, ma non ne sono sicurissimo, quindi sì, allora confermo, Grandelli Mattia segna il 7-0 per il Milano. Prosegue intanto la partita, mancano 2 minuti alla fine dell'incontro, prosegue tanto Quartuccio, scarta il difensore di Asiago e ridà indietro. Asiago è decisamente in difficoltà. Quindi continua la discesa di Novara che prova il rovescino ma non riesce a trovare il compagno che si era proposto dall'altro lato della porta. Si lotta in fondo al campo, intanto riprende il disco Quartuccio che guarda il tempo, decide di provare in mezzo da solo e non trova la porta per colpa di una deviazione, penso. Intanto arriva la chiamata per il cambio dalla panchina di Milano. E quindi entra la terza linea, credo. Che avrà il compito di probabilmente terminare questo incontro senza prendere gol, ma tanto Zuccardi si controlla bene in angolo, assalito dai 2 difensori di Asiago. Rosso Samuele che intercetta bene il passaggio per l'uomo in fondo al campo e quindi si lotta in balaustra e disco bloccato, fischio degli arbitri a 10 secondi dalla fine. Parte il conto alla rovescia tra i tifosi di
Milano rosso comunque continua a giocare su ogni disco e quindi Milano in finale. Finisce la partita quindi con netta superiorità questa volta di Milano su Asiago, quindi per 7-0. Si procederà quindi intanto con il solito saluto al termine dell'incontro e poi con la consegna dei premi per MVP delle due squadre, uno per Milano, uno per Asiago. Ottimo, peccato che non ne avete buttati fuori qualcos'altro. Quindi primo MVP Marini Andrea, numero 91 per gli Asiago Vipers, e portiere Gallivanone Mattia per il Milano. Quindi abbiamo anche il secondo MVP per questo incontro, ovviamente shot out, 0 gol in questa partita, quindi premio meritato sicuramente per Gallivanone, che vediamo se riusciamo a portarci per chiamare per una intervista. Gallivanone e Marco Fernando, l'altro portiere di là.
E come di consueto vi portiamo i protagonisti del match appena terminato e quindi di questa semifinale tra il Milano Quanta e gli Asiago Vipers. Qui con me, scusate, c'è Mattia Gallivanone, MVP per gli scontri 1-1, sempre in casa da noi, quindi c'è stata un po' di tensione all'inizio prima di iniziare il match. Il match è iniziato bene, abbiamo giocato tutte e due le squadre a buon ritmo fino alla fine e abbiamo organizzato bene la partita, l'hanno organizzata bene gli avversari.